Ha preso avvio questa mattina all'Istituto Calvino di Jesolo il progetto Portiamo a scuola la meteorologia, che vede impegnato il tecnico meteorologo Vincenzo Meteoclari Clarizia tra i banchi scolastici per coinvolgere gli studenti e le studentesse nell'affascinante mondo dello studio del meteo e delle sue previsioni. Cerco di infondere un po' la passione per la meteorologia, principalmente, è quello che mi contraddistingue, diciamo, da quando ero della loro età, diciamo. Quindi bisogna spiegare in maniera, diciamo, piuttosto semplice, quindi alla portata dei ragazzi, la meteorologia. Oggi la prima lezione e cosa gli hai mostrato? Gli ho fatto vedere un pochettino gli eventi, diciamo, gli eventi atmosferici in generale e poi soprattutto ho cercato di sensibilizzarli sul problema dei cambiamenti climatici e quindi sulle variazioni del clima e li ho visti veramente interessati e appassionati soprattutto. L'opportunità di avere sul territorio una professionalità come quella di Vincenzo Clarizia è stata per noi una grande occasione di unire l'utile al dilettevole e quindi all'interno delle attività per l'ambiente che facciamo in tutti i plessi del nostro istituto comprensivo grazie al supporto dell'amministrazione comunale c'è questa particolare sensibilità che con i ragazzi più grandi della scuola secondaria di primo grado può tradursi in un approccio scientifico più strutturato, più serio, più maturo. Grazie al supporto del Comune e poi alla disponibilità di Vincenzo Clarizia abbiamo acquistato anche una strumentazione, una stazione meteorologica semiprofessionale che ci consentirà di raccogliere materiali, dati, di analizzare i dati e anche di provare ad essere dei piccoli meteorologi. Quando noi sentiamo, insomma, cerchiamo di far cogliere anche ai ragazzi anche quali sono i problemi, le difficoltà, le prospettive delle mareggiate, delle manifestazioni insomma, meteorologiche particolarmente difficili, ecco quello è un modo per vivere il territorio in maniera consapevole, per progettare un futuro a misura di ambiente e anche per valorizzare quella che è la nostra principale economia. Una decina le classi aderenti al progetto, che hanno visto anche qualche breve accenno della passata divulgazione televisiva attraverso la trasmissione serale Che tempo fa del generale Edmondo Bernacca. E chi lo sa, magari in mezzo a loro ci potrebbe proprio essere il futuro generale Bernacca. Chi lo sa, magari me lo auguro perché io da quando avevo 7-8 anni mi sono ispirato, diciamo, al mio maestro era lui, era il mitico Bernacca. C'è bisogno di ragazzi che si appassionano alla materia, che è veramente affascinante.